Buonasera a tutti e benvenuti al centro così numerosi. Un saluto veramente, affettuoso. A Gianfranco, un saluto ovviamente al nostro piemontese Doc, che tanto segue tutte le nostre cose, e alla carissima Albina. Io credo che la tutela del nostro passato è un po' il cuore delle attività del nostro centro studi, ma evidentemente questa tutela troppo spesso del passato, troppo spesso è dimenticata, e allora si fa difficoltà a proprio leggere il presente, e soprattutto è difficile, se non c'è questa tutela, a immaginare un futuro. La nostra pianta non so come per dire, la nostra pianta subalpina, cioè ha delle radici profondissime, e le radici profonde voi sapete che non gelano, e quindi la pianta, anche quando sopra ci può essere problemi di tutti i generi, la pianta rifiorisce sempre. E queste radici perché sono così forti? Sono forti perché esiste anche il piemontese. E il piemontese è un punto fondamentale, tant'è che molto recentemente, e Albina ce lo conferma, abbiamo pubblicato un libro di poesie piemontesi dal Novecento a oggi, e di cui moltissimi autori in diverse province del Piemonte, non solo a Torino, ma in diverse province del Piemonte, scrivono ancora poesie piemontesi. Quindi questo dimostra quanto sia viva questa cosa, e direi che quello che è molto importante è capire quanto il piemontese è un punto di riferimento dell'attività del centro, e questo sarà possibile, direi, anche svilupparlo in futuro, che quanto voi sapete che il centro sta raddoppiando i suoi spazi di proprietà, perché abbiamo dovuto fortunatamente comprare l'alloggio al piano terreno, perché dove conservavamo nell'alloggio qui, cos'è il secondo? Nell'alloggio al secondo, dove si conservava tutto il patrimonio bibliotecario, archivistico della fondazione, del centro studi, che voi sapete è notificato dalle soprintendenze, quindi è un qualcosa che abbiamo non solo il dovere morale, ma anche il dovere giuridico di conservarlo. Potrà avere una sua adeguata collocazione, quindi anche tutta la roba proprio strettamente piemontese andrà a finire lì. Io non avrei proprio niente altro da dire, se non che i lavori sotto stanno procedendo assolutamente secondo i piani, entro fine anno saranno terminati, e quindi noi pensiamo di fare, poi ci sarà il trasloco per la povera Albina, avrà un lavoro enorme, ma lo farà come solito molto bene, quindi avremo questo trasloco, e quindi io penso a febbraio potremo inaugurare il centro. Voglio concludere con un piccolo aneddoto. Quando si parla a Torino di Marchionne, tutti sanno chi era. Bene, Marchionne più di una volta mi ha detto: Lodovico, parlami intanto in piemontese, perché io voglio imparare qualche parola di piemontese, perché se con un operaio parli in piemontese ti sente più coinvolto, più parte, quindi anche il piemontese, per personaggi con responsabilità così alte, capacità così profonde, il piemontese aveva un significato. Questo è un piccolo aneddoto personale. Io chiuderei con un nuovo ringraziamento a voi per questo, ad Albina per aver organizzato questa serata, e ti prego di prendere tu il bastone di comando che ti do. Grazie al presidente del Centro Studi Piemontesi, Cadre Studi Piemontesi, Lodovico Passarandantref, che viene raramente alle conferenze perché non può venire tutti i lunedì, ma questo lunedì mi ha detto devo esserci. Per oggi è anche l'ultimo
incontro dell'anno 2025, del 2025, l'ultimo incontro dei nostri lunedì. Alla fine non so quanti sono, ma sono stati quasi tutti i lunedì a partire da febbraio, e secondo me chiudiamo davvero con un momento più significativo e importante, con la quarta edizione della Fiamma Kasdastis-Anen, il dizionario piemontese italiano, in realtà di Gianfranco Gribaudo, e diciamo, non che si conclude, ma viene a ripartire verso il futuro un lavoro di tutta una vita, l'opera di una vita di Gianfranco Gribaudo. Correva l'anno 1972, è uscito in 4 volumi separati, il dizionario piemontese. Poi ha avuto varie altre edizioni. Nell'introduzione del volume viene ben detto e ben scritto tutti i vari passaggi, e ormai da una trentina d'anni, l'ultima edizione era del 1996, il libro circolava, il dizionario circolava ancora, ma poco. E quando Gianfranco è venuto a parlarne, perché la prima edizione era con i Brandé, poi era con Grosto Masone, poi era con Daniela Piazza, e quando Gianfranco ha detto mi piacerebbe questa edizione che segna in qualche modo un arrivo, e contiamo una partenza per salvare, un lungo cammino per salvare le parole, come diceva il Presidente, mi piacerebbe farlo alla Cadre Studio Piemontese, e per noi non poteva esserci dono migliore, perché avevamo praticamente appena esaurito il repertorio etimologico piemontese, che essendo un volume molto grosso, impegnativo, che pensavamo di averne fatte, ed è praticamente esaurito, un'edizione grossa che è andata in tutte le università del mondo. E allora ecco che ci riproponiamo con il dizionario di Gianfranco Gribaudo, quarta edizione. Abbiamo voluto però distinguerla con questo titolo, La Fiamma Kasdastis-Anen, che in realtà è il titolo che Gianfranco Gribaudo ha dato alla sua introduzione al dizionario. All'intitolarlo La Fiamma Kasdastis-Anen ci è parso che dovesse essere il titolo di questa quarta edizione ampliata, aggiornata, ma di tutti questi dettagli ne parlerà l'autore e ne parlerà Giovanni Tesio, a cui do subito la parola. Grazie. Intanto io sottolineo il fatto che quest'anno è un annus veramente mirabilis, perché il Centro Studi Piemontesi, Cadre Studi Piemontesi, ha pubblicato sia l'antologia di cui già si è fatto cenno, vale a dire la poesia piemontese del Novecento, sia la quarta edizione del dizionario piemontese italiano di Gianfranco Gribaudo. Sono due compagni che si danno una forte stretta di mano, perché io ho sempre pensato che essere lettori di vocabolari, essere lettori di dizionari, significa arricchire il proprio linguaggio e quindi come tale anche accedere alla letteratura con una ricchezza, con una varietà, che evidentemente chi non ha questo privilegio, chi non ha questo gusto, chi non ha questo diletto, non prova questo diletto, evidentemente non può possedere. È già stato detto come questo sia il frutto di 53 anni dalla prima edizione a oggi, ma dovremmo aumentarla perché evidentemente per arrivare alla prima edizione del 72 ci sarà stato indubbiamente un lavoro precedente anche di anni e non soltanto evidentemente di mesi. Quindi calcoliamo un'idea di 60 anni di vita, il che significa che questo vocabolario ha accompagnato la vita di Gianfranco Gribaudo, che ha fatto evidentemente molte altre cose in maniera molto stretta. Io però voglio semplicemente dire due cose
che credo essenziali. Intanto questo è un vocabolario per piemontesi e spiego anche il perché metto tra virgolette per piemontesi, non nel senso esclusivo con cui sia ben chiaro, ma lì davvero c'è da citare l'omnia munda mundis manzoniano, la mia affermazione potrebbe essere fraintesa, ma perché parte dal piemontese e insomma non è come per il vocabolario italiano piemontese, piemontese italiano di Camillo Brero, ma solo piemontese italiano. Quindi bisogna già essere in qualche modo conoscitori di una pratica linguistica, insomma. Ciò peraltro è accaduto anche ad un vocabolario come allo storico, diceva Primo Levi, venerabile Sant'Albino, che esce nel 1859. Quel Sant'Albino che si avvaleva dell'esempio in più parti adibito dal vocabolario milanese italiano del Cherubini. Io ho sempre voluto, desiderato che un linguista vero, cioè attrezzato, non un dilettante come me, si occupasse di questa dipendenza del Sant'Albino dal Cherubini, perché non se ne è mai veramente parlato, mentre chiunque abbia il piacere di compulsare dizionari questo lo rileva subito, perché certe espressioni nascono di lì e vengono spiegate con le stesse parole addirittura che il Sant'Albino usa. E quindi dicevo che del Sant'Albino ha parlato Primo Levi, lo dico del tutto en passant, quindi del tutto di passata. Se ne è servito Primo Levi, che era un uomo di vocabolari, ne aveva parecchi in casa, insieme con il dizionario etimologico del dialetto piemontese di Attilio Levi, per risolvere un modo di dire, che è un modo di dire molto particolare, che è leggere la vita. Leggere la vita è un'espressione che credo abbiamo usato tutti e le cose si scoprono sempre andando. Ho visto che anche Giovanni Arpino dedica un suo saggino, insomma un suo piccolo saggio proprio su questo leggere la vita, che ha una curiosa e interessata, nel caso di Primo Levi, interpretazione. Qual è questa interpretazione di Primo Levi? Che sia, come diceva Attilio Levi, sia leggere i Leviti e che da leggere i Leviti venga a leggere la vita. In realtà, parlandone con il dotto e amabile, peraltro, padre Giuliano Gasca Coirazza, lui mi disse che l'interpretazione non lo persuadeva del tutto, non era un'interpretazione che lo persuadesse del tutto. Poi non abbiamo approfondito la cosa, io nella mia competenza del tutto dilettantesca non sono in grado di risolverla, ma certo che se ci fosse qualcuno che riuscisse a risolvere questa espressione farebbe un'opera, diciamo, buona, almeno sicuramente vantaggiosa per me. Venendo da un'epoca in cui c'era bisogno di dare una mano, parlo naturalmente ancora del Sant'Albino che è del 59, bisognava insegnare l'italiano ai parlanti piemontesi, che nella nostra regione evidentemente erano ancora ovviamente tantissimi, e non intendo con questo escludere gli altri parlanti, perché davanti a Tullio Telmon non posso ignorare che non tutti e soltanto tutti hanno parlato il piemontese, erano ancora i più. Ed era quella un'impostazione che aveva la sua ragion d'essere costitutiva e costituita da una necessità che si potrebbe definire latamente pedagogica. Mentre il Gribaudo, il Neugribaud, potremmo dire il Nuissim Gribaud, procede dal piemontese per una diversa ragione, questo è il punto, che è una ragione di appartenenza, vale a dire una sorta di dichiarazione identitaria, qui testimoniata sulla scia del magistero di Pignin-Pacotte dei Brandè, proprio dalla divisa della fiamma Casdastisanen di cui parlava Albina Malerba prima. È una corposa raccolta che sta a testimoniare un legame affettivo, culturale e direi patrimoniale, ossia come tesaurum di un credo linguistico che intende affermare una sua precisa militanza. Questo è un esercizio di militanza. Non dirò piemontesista perché può prestarsi a degli equivoci e agli equivoci non è mai bello dare troppa vita. A cancellare poi ogni sospetto che l'intenzione di Gribaudo nasca da una visione di corto respiro, basta e avanza la sua biografia,
quella che viene raccontata dallo stesso autore nel volume Dal Burg al Beat, pubblicato da Gaidano e Matta nel 2018. È il lucido resoconto di una passione idiomatica che sa però misurarsi con le ampie prospettive universali della vita diplomatica che ha vissuto, vero com'è che lui, tra i creatori di un centro che è un fiore all'occhiello della nostra città, proiettata verso il mondo. Quindi è un piemontese che guarda all'altrove, è un dove radicato nelle radici di cui il nostro Presidente parlava, ma che sa viaggiare, che queste radici se le sa portare in qualche maniera dietro. Dopodiché, la seconda delle caratteristiche, poi chiudo, bisognerebbe segnalare che questo lavoro è cresciuto negli anni, spigolando, a me piace dire messunand, ai 4 cantoni regionali, come del resto lo stesso Gribaudo a raccontare, e qui do la parola a lui che poi ce la dirà più direttamente di quanto non possa fare io riferendone. Almeno nelle intenzioni il risultato non è semplicemente un elenco di parole con relativa traduzione, ma uno strumento più volte aggiornato che contiene molte voci tratti dai tanti dialetti del piemontese nelle varietà che corrono lungo i versanti della nostra Koinè. Un modesto obiettivo che mi prefiggevo allora e che tanto più vorrei vedere realizzato oggi, quando la nostra lingua non ha più gena delle sue tante parlate. Quando si veniva dalla Langa, alta o bassa, non importa, si scavalcava il Tanaro, no, si rifiutava di parlare il piemontese, perché sembrava un piemontese così grossolano e insopportabile che a petto al torinese evidentemente non poteva reggere l'eleganza. Tante parlate quindi, tutti i dialetti infatti aiutano a rendere la lingua madre, chiamiamola così, la lingua della capitale regionale, più ricca e compiuta. Queste sono parole di Gianfranco Gribaudo. In altre parole, e qui chiudo, non un'intenzione puristica è qui a fare da guida, ammesso e non concesso che il cosiddetto purismo possa mai veramente esistere, tanto più nelle lingue. Non avrebbe senso. Nulla di veramente puro esiste al mondo, pensiamo se nel contatto linguistico ci possa essere in qualche modo qualche purezza. E in questo senso andrebbe letto bene il saggio del De Sanctis sul suo maestro Basilio Puoti, che chiama l'ultimo dei puristi. Vero pertanto che il rapporto dei parlanti con la loro lingua muta nel tempo e che quella gena, che per fortuna a compenso forse dei discapiti che indubbiamente si vivono, è invece quantomeno di molto diminuita, aiuta a entrare in una dimensione plurima. Tanta ricchezza, lontana da una visione gerarchica che finisce per aduggiare la vitalità di una lingua non ancora morta, nonostante i troppo facili profeti e i troppi becchini che sono lì intorno a dire il piemontese morirà, ma io allora mi associo e dico anche l'italiano morirà. Cioè, non capisco mai bene questa storia. Del resto chi parla i vari dialetti italiani è ancora una popolazione molto diffusa. Quindi non sarò così pessimista come spesso sento naturalmente dire. Al di là della competenza specialistica che di certo non ho nessuna intenzione di trascurare, penso che appartenga a ciascun lettore la vitalità, evidentemente, di un dizionario, di un vocabolario. Del resto questo non è soltanto un vocabolario, e quindi non traduce semplicemente solo lessicalmente i termini, ma è un vero e proprio dizionario ricchissimo. Io ho preso qualche nota: se uno legge sul, se uno legge consei, se uno legge consulà, se uno legge manger è ricchissimo di espressioni che riguardano naturalmente questa ricchezza che oramai è persino satura, no? Di invito al cibo, di invito al vino, oramai siamo subissati di inviti. Ecco, è un buon modo tutto sommato per contrastare il subisso che viene dall'esterno, dire ma guardate con il piemontese fino a che punto possiamo cogliere, no, delle varietà che naturalmente ci illustrano e in qualche maniera anche ci consolano. Questo è tutto quello che posso dire, aggiungendo che il tema della varietà
il tema della molteplicità, il tema della pluralità appartiene ad ogni vocabolario, ad ogni dizionario, ma tanto più ad un dizionario, ad un vocabolario come questo. Grazie. Avete prima tutto che ringrazio qui che l'hanno parlato, il Presidente, che l'ho conosciuto 35 anni fa, al BIT, tutto nel posto. E Tesio, che l'ho conosciuto nel 35, 30 anni fa più o meno. E poi l'ospitalità della Casa Studi, per la Casa Studi per un piemontese, per cui che voglio parlare piemontese, è un po' come Sampè per i cattolici. L'hai visto Lunase tanti anni fa. E a quel momento lì, che ancora nella Casa Studi Piemontese, mi buon e pasticciava già con il piemontese. E all'imbalin che l'ha avuto un peso. E riesco neanche a spiegarmi perché. E difatti le tira fuori sì, le ultime edizioni del Corriere, che spiega perché, cosa che è da dare da quest'interesse per il piemontese. Lì ho troversi che non sono introversi e che non sono estroversi. Guardano in direzione diversa dagli altri, non hanno difficoltà sociali, ma non si sentono di appartenere fino in fondo a una comunità. E tutta la mia vita li fa l'ancurand su due binari un po' differenti. La Reis piemontese, che si manifesta con la lingua, approfondire lo studio della lingua, ma quando chi l'aveva già mac 6, 7, 8 anni, balin da psicologia. Difatti, quando l'hai visto questo articolo, sì, sul Corriere, ieri l'hai detto, guarda, questione c'entra tutto. Né introversi né estroversi. Tutta la mia vita adesso che parla con poi italiano, perché adesso no, magari quei caduni arrivano, su siamo Gena. Sa Gena Luga Uma. Allora, devo parlare drinta. Ah sì, perché quei macchinari che girano lì. Sì. Ma mi rincresso. Dopo tutta una vita da studi che passi il tempo. Fu manera complimenti, fu il discorso. Andumanans. Anche ripeta tante cose che lei già detto in autopresentazione, perché insomma sì come l'ha detto. Prima il Presidente, prima edizione, seconda edizione, terza edizione, quarta edizione. E sia sarebbe fino a qualcosa che mi fa pensare che hai tanto interesse per il piemontese. E difatti hai interesse per il piemontese, ma un interesse che avviene poco per volta attraverso gli anni, attraverso 50 anni, a cala perché caluma noi che ero gli ultimi militanti del piemontese e le generazioni giù, diciamo la verità, all'ampinen con la passione che la vivo noi. Ma finché durò a noi, per questa passione la manifestiamo. Perché, lo diciamo sempre, e quei volte non neanche la risposta, perché le Takames Balinsi che aveva 6, 7, 8 anni durante la guerra, fino un po' prima della guerra. E poi alla continuare,
la via 12-15, 18 anni. Una manifestazione differente, sempre. Questa affezione per la reis che si manifestava a quel momento attraverso le parole di mio padre, di mia madre, di mia nonna. La famiglia una volta era normalmente unia. Si parlava tutti nella stessa maniera e anche quando qualcuno andasse un po' fuori dai feuilles, si tornava a parlare in quella maniera lì. Italiano si parlava quando era necessario, quando si ricordava le lezioni dell'italiano a scuola. L'italiano la imparavo gli elementari, prima, seconda, terza. E tutto il resto, tutta la vita della famiglia, la vita della società era molto ben centrata insieme all'utilizzazione della lingua piemontese, che era una manifestazione poi della cultura piemontese. Ma lo facevo naturalmente, si rendeva anche conto che io parlavo piemontese, era la maniera di parlare. L'italiana era parlare da festa e non sempre, non tutti sapevo parlare, ecco, sapevo parlare italiano come l'italiano passato, la rapa. E mi ha attaccato questa malattia, fin da giù, molto ben giù, e poi manifestarsi attraverso gli anni. Deve essere stessi a fare tutta la filunghera di momenti che questa passione per il piemontese a manifestarsi la farei troppo lunga. Diciamo che l'ho incamminato per l'italiano quando sono andato alla scuola media nel 1946, subito dopo la guerra, all'istituto La Salle, fratelli delle scuole cristiane, che era un di posti che marcava un po' questi interessi per la cultura locale. Si parlava italiano, si mostrava l'italiano, ma la reis, con i fratelli che erano tutti intorno, era una reis piemontese. E così durò tutta la scuola media, con la scuola superiore, con il liceo. L'italiano la piace su anni un po' più importanti, Collegio San Giuseppe, e poi sempre più manifestarsi questo interesse dell'italiano, questa importanza dell'italiano. Ma sì, io sono di me, ma vent'anni chi perdono, chi l'hai vissuto, almeno i primi 10, 12, 15 anni della mia vita. E buttando l'italiano da parte, lei sempre manifestato un interesse per il piemontese. Anche quando la vita poi la portava un po' più lontano che alla Salle, che al San Giuseppe, la portava poi all'università. E quando sono entrato all'università, scienze politiche, quindi primissimo, non leva scienze politiche, io sono subito iscritto ai corsi di lingue. Era in italiano, era in inglese, francese, spagnolo, russo. E come che sono entrato, le prime lezioni sono cose che non sapevo più mica chi era fare un po' da solo, che di un anche il professore, perché il professore magari lo sapeva, ma
a poter manifestare, che le cose che mostravo, le cose proprio da scuola, cita. Su dal 52, 53, 54, 55. E allora i primi 2 anni all'università, gli dai esame di lingua, singlingua, e gavada al tedesco ai più 26, tutti gli altri ai più 30. Am gena fine dove illudima. E dal russo alla fine dammi il premio, 30.000 lire premio, il generale, tutte cose che contano das liber sit memorie, che quei caduno di voi altri forse alla già su, andò a casa, è una specie di breviare mia vita, andò a sconto tutte queste cose sì, andò a soprattutto a sottolineare la presenza tutti i dì, tutti i momenti del piemontese in tutte le manifestazioni della vita da studente, della vita di famiglia, senza che lui aggeneissa l'apprendissaggio di tutte le altre lingue, parlava piemontese in famiglia, italiano come mi pare un po' di più, perché è Tunisia che mi imprendesse l'italiano. Ma poi durava, non che era da bisogno, durare senza niente di genere, né in italiano né in piemontese. E sono monsieur bisex. E lui ha detto, i psicologi che stanno intendo, che non sbaglio, proprio come vantaggi. Proprio nel Corriere di domenica passata, ieri, e saltai fuori questo articolo, gli otroversi, che non sono introversi e non sono estroversi. L'ho avuto nel campo della psicologia più avanzata e si manifesta con il senso della lingua. Guardano in direzione diversa dagli altri. Mia fumna anche mia preoccupissima. Guardano in direzione diversa dagli altri. Non hanno difficoltà sociali, ma non si sentono di appartenere fino in fondo a una comunità. E ero lì che l'aiutame nella vita sempre a cura insieme a 2 o 3 binari che quel caduno poteva pensare che non è una bella virtù, ma insomma 2 o 3 binari differenti, l'interesse per le cose nostre, della nostra comunità piemontese, l'italiano, certamente. Era il momento che insomma, il piemontese incamminava a Nuè, un mar più grosso che il mar che l'aveva conosciuto nel 35, 36, 37, 38. E a quel momento lì aveva già il balin, ha letto il giornale da giù, Masnà, appena letto 3-4 anni. E mi piaceva leggere la guerra d'Etiopia, la guerra di Spagna, le guerre in generale. E lì alla marcame poi la professione, perché sono camminato a campamenti Bras, l'organizzazione internazionale. E lei cercato tutti insieme sbalin da una parte, sbalin dall'altra, e invitando insieme ai balini vai rimanere vive e cioè da slargare la mentalità del piemontese, del turinese una volta che era un po' sarà dalla Zangun era già malfeande e cerché dal mondo internazionale
mantenere ed incoraggiare la vita delle reise profonde, la personalità di tutti i cui partecipavo. E il suo la portame dal 54, 55, finì gli studi, no, 56, finì gli studi universitari, adè tutti gli esami delle lingue e poi a guardare lontano, campava in Tibras, da queste associazioni nazionali che però sdurbiu alla vita internazionale, ricordiamo che era l'Italia del 50, del 60, ricordiamo la grande esposizione del 61 che ha marcato un passaggio importante per Turin, slargando un po' la mentalità, con tutto il rispetto, Fiat, la mentalità lavoro, locale, chi che lì che vende lontano. E sono stati anni che hanno contribuito a aiutarmi a slargare io ancora piccolo che ero già slargato, perché ero già slargato molto bene. E forse da slargare io sono campamenti brassi dell'organizzazione internazionale, la vita internazionale, e lei dedica poi mia vita a fare funzionare internazionale. Sempre con il Balin, le Reis, Turin, eccetera, eccetera. E mi ricordo dal 50, 59, 60, che era a Roma per i primi anni di lavoro, una società che si interessava giusto a queste cose internazionali. E quando mi sia a Turin, tutte le settimane, con il treno, venerdì sera, da Termini fino a scrivere articoli sul giornale, l'emozione di abbandonare la vita di Roma, che aveva tutto un charme, ma che era talmente differente dalla mia. Arrivai a Turin la mattina a 7 ore dopo aver attraversato tutta il Piemonte, la provincia di Alessandria, sotto una nebbia sciassa, che una volta era la nebbia. E passaggi che poi l'hanno scritto con tanti autori, tanti scrittori, che sapevano scrivere meglio che me, è stata molto più importante. Cioè la sforza di mantenere l'interesse per il mondo, che a Roma era completamente differente. Quando da si entrano a Roma la domenica sera, poi 4 anni dopo poteva permettere un po' d'aeroplano, pigliava l'aeroplano la mattina a 7 ore, 7 ore era a Roma, e cambiava tutto. Adesso cambia ancora tanto, ma cambia anche come una volta. Tutti questi due mondi sono smasciati. Non sempre per la maniera più sclinta e più importante. Ma... E allora mi sono un po' pareil. Come dicono i francesi, j'ai deux amours. E lei bannò l'amore per Turin, e l'amore per Turin è poi manifestato ante il mondo internazionale quando i turinesi alla fine dell'esposizione del 61 sono chiamati, ma cosa che furono di queste installazioni che Roma per sé? E non camminava un po' di idee. E tutte le mattine del sabato, quando arrivava a Turin con il treno, andava a trovare l'ambasciatore Arpesani del comitato per l'Italia 61, e che studiavo lì cosa fai.
e l'uomo passai, dico l'uomo perché io non trovai, l'uomo passai un po' di idee, cosa fare. Allora le decisioni anche dal mondo amministrativo, dal mondo politico, abbiamo abbastanza presa. E per buon'ora mi piace suense decisioni giuste. E tra il 61 e il 64 hanno deciso di passare questa installazione con tutti i lavori che erano necessari da fare al BEI, lo chiamiamo a Torino il BIT, il Bureau Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che era a tutto il sistema delle Nazioni Unite, e quella che era più giusta, sembra che fosse la più giusta per il mondo del lavoro di Torino. Torino era non il posto del cinema, il posto dell'arte, il posto della danza, il posto dell'agricoltura neanche, ma era il posto dell'industria. Allora tutte le 20 più organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, quello che era più naturale come partner, diciamo, come socio dal mondo torinese era quello del lavoro. E allora a Roma lavorava già all'ufficio delle Nazioni Unite e non mi dai tutte queste idee ai torinesi che sono stati ben contenti. Una volta che abbiamo capito cosa che era questa organizzazione di lavoro, perché non tanti la conoscevo, il mondo politico l'hanno preso a conoscere questa organizzazione e insomma abbiamo combinato con l'ambasciatore Pesani, che era il commissario generale dell'esposizione dal lavoro e che sapeva come buggesse in tal mondo romano. E l'abbiamo combinato, passai tutte queste installazioni che erano quelle d'Italia 61, passai basta. Millä liuoilla, niin kaijat tapeli ja tänä venän tipota. Questa è la bella. E questo già ritorna. Adesso conta che cambia lingua perché adesso non mi sta capendo poco. Cambia lingua, ma ti hai detto le due amore. A me mi sembra che ti non abbia molto ben picche due. Tanti, a tutti i tipi. Parla un po' di italiano, dai. Allora, La soddisfazione al lavoro. sì. Ma forse con qualche adendauti, né? No, capito, ma voglio dire, sono loro. Capita così di rado di avere dei bambini qui che l'idea di averli è una gioia già di per sé. Quindi la già portata Nagoi. Nagoi, è vero, sono io. Bene, allora dal 1964 in poi parleremo italiano. Insomma, queste in Genufie sono neanche più buono parlare italiano. Abbastanza rapidi negoziati tra il governo italiano e la città di Torino per passare in certe forme giuridiche l'uso dei padiglioni di Italia 61 al governo italiano per l'installazione del Centro Internazionale di Formazione Tecnica e Professionale. È stato uno degli esempi di rapida esecuzione delle decisioni politiche che si erano prese alla fine del 61, 62, 63, 64
e nel 65, nell'ottobre del 65, si è aperto il Centro Internazionale di Formazione Tecnica e Professionale, che, cambiando vari nomi, non solo sussiste al giorno d'oggi, cioè dopo 60 anni, ma è fiorente nel suo campo, che è quello della formazione prima tecnica, poi manageriale, poi scientifica, poi insomma ha ficul naso dappertutto. E per fortuna, perché tra le iniziative dell'epoca quella che attraverso modificazioni, attraverso angosce infinite di tutti i tipi per ragioni politiche, amministrative, di concorrenza di altri paesi, gelosie incredibili, una varietà di cose che descrivo un pochino anche in questo libretto qui, in fa Sofia la reclama dal Burgal Beat. Comunque risorto, quasi defunto, risorto, altre volte rinasce. E non solo adesso l'ultima versione, rinasce ma prospera, se così si può dire, non rischiando troppo, e mi fa molto piacere perché conferma la scelta che avevo fatto 60 anni fa di scegliere Torino piuttosto che tante altre cosette che all'epoca erano disponibili, Roma, Ginevra, New York, eccetera, eccetera. E quindi la fede qualche volta paga, costato un po' di sacrificio, ma insomma sacrifici si fanno volentieri quando c'è un po' di speranza di poter arrivare. Adesso questo centro internazionale, che è sempre qui a Torino, si è allargato, ha accolto altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e porta in giro, da 60 anni, porta in giro per il mondo il nome di Torino, la soddisfazione di aver contribuito a formare decine di migliaia di allievi di vario tipo, di varia estrazione, specialmente all'inizio di paesi in via di sviluppo e poi anche non di paesi in via di sviluppo, anche di paesi avanzati, avanzando il suo livello di insegnamento a livelli e in campi che non si sarebbero neanche potuti immaginare 60 anni fa. Quindi questa è una grossa soddisfazione della mia vita. Qui vedo alcuni dei miei ex colleghi di quei momenti e li saluto e vedo che sorridono pensando tutto sommato di aver fatto anche una buona scelta nel iscriversi come timidi giovani che si mettevano sulla scena e facevano una scelta di vita professionale. All'Antacaie. Ma la Stacaie, all'Antacaie l'Ur, ma la Stacaie così, veramente al truc. La parola d'Albina che fa la direttrice del dibattito. Chiudi. Sì, forse per tradizione e duma la parola al pubblico, se quei due avevano fatto una domanda a Gianfranco a proposito di dizionari, che l'uomo parla giustamente tanto Gianfranco e l'autore, forse spassi per una domanda a podria essere, una domanda. Buonasera, ringrazio Gianfranco Gribaudo, cui
tanti anni che non ci vediamo, ma ci siamo conosciuti tanti anni fa. Io ho anche fatto la prefazione alla terza edizione del dizionario. Ovviamente mi corre l'obbligo di ringraziarlo per il lavoro che ha fatto e che ha aiutato me e penso anche altre persone che sono qui dentro a imparare a scrivere bene il piemontese e a leggere gli autori piemontesi, anche i più difficili. Si è parlato prima del dizionario di Brero, fondamentale, ma se uno voleva andare a cercare una parola difficile, strana, rara, nel suo esatto significato, doveva prendere il Gribaudo. Anch'io vorrei fare un brevissimo ricordo personale. Se sono qui stasera è anche grazie a Gianfranco Gribaudo, perché nel lontano 1976 venne a parlare in una scuola privata dove io insegnavo, ero appena laureato, ho appena iniziato a insegnare e facevo poche ore in questa scuola privata. Venne a parlare una sera dei Brandè e della cultura piemontese. Da allora la mia vita è cambiata, spero in meglio, ma c'è senz'altro in meglio, perché sul momento la cosa, sì, mi colpì perché chiaramente di famiglia piemontese, attaccato alle mie tradizioni, alla mia lingua, eccetera, però la cosa mi interessò, ma poi, come si dice, alla mitunà, no? Camminare a mitunè e è venuto fuori un interesse maggiore. Poi ho conosciuto altri amici che anche tu hai conosciuto, Brero, Censimpi, poi il centro studi, e di lì, quindi volevo dire, con un minimo di falsa modestia, se stasera sono qui, non è perché ti voglio bene, come diceva, ma è perché devo ringraziare, tra gli altri, anche e soprattutto Gianfranco Gribaudo. Grazie. Bene, se non ci sono più interventi, ringraziamo tutti i presenti, ringraziamo il nostro presidente Lodovico Passarella-Andreu, Giovanni Tesio, e per questa testimonianza di oggi, ma per il lavoro di una vita, Gribaudo, l'opera di una vita, titola La voce e il tempo, che è uscito sabato, venerdì, giovedì, per affidare a noi e alle generazioni future questo grande lavoro, e perché la fiamma as da sti sanen.